Donna C6, 2 punti esclamativi. Si minaccia di dare matto in C1, no? Se il bianco si sviluppa, scacco e matto, notare che il cavallo controlla di 2. E lo scacco in C1, oltre a dare matto, guadagnerebbe anche la donna. E si lascia in presa la torre in H8 con scacco. Il bianco può catturare la torre in H8 con scacco, ma dopo re di 7 la partita è finita. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, guardiamo oggi una partita tra Sokolov, Ivan Sokolov, grandissimo giocatore attivo soprattutto qualche decennio fa, e Levon Aronian. Il primo giocatore è un grande maestro da 2676 punti Elo, ovvero un super GM, e Levon Aronian è un giocatore d'elite, ancora più forte di un super GM. E anche tra questi giocatori c'è una certa differenza. Vediamo questa partita giocata in patria alle Olimpiadi di Torino del 2006, anno in cui l'Italia era capitale mondiale degli scacchi. Adesso vediamo com'è andata la partita. D4, cavallo F6, C4, prendendo spazio, e 6. A questo punto il bianco gioca la replica più aggressiva, che è cavallo C3, per giocare E4, però si imbatte nella difesa considerata più forte dall'elite, che è la difesa ninzo-indiana, ovvero alfiere B4. Una delle idee della ninzo-indiana è rovinare, cedere la coppia degli alfieri per rovinare la struttura dei pedoni bianca. Il bianco avrebbe una struttura un po' rigida, con i pedoni doppiati sulla colonna C. Per questo Sokolov gioca donna C2, che è una delle varianti più classiche. L'idea appunto è ritardare il tempo di sviluppo per, non so, giocare a 3 e prendere la coppia degli alfieri. Uno dei difetti di donna C2 è appunto ritardare il ritardo dello sviluppo del bianco. Nero qua gioca a D5, C per D, E per D e alfiere G5. Il bianco si sviluppa sempre bene, ma ci si sente un po' il tempo perso, appunto, sempre con donna C2. Il nero ne approfitta per aprire il gioco con C5. A questo punto, visto che un pedone è un pedone, ma visto soprattutto che se il bianco non prende è il nero a prendere in D4, il bianco cattura in C5. Ora, dopo l'inserimento delle mosse H6 e alfiere H4, perché ovviamente il bianco non vuole dare la coppia degli alfieri, a questo punto il nero gioca in modo estremamente aggressivo. G5, punto esclamativo, mossa interessante, alfiere G3 e cavallo E4. Quindi queste mosse, il cavallo in C3 inchiodato, il nero attiva fortemente sui pezzi, si accinge a creare pressione contro il cavallo in C3 del bianco. Si noti che il bianco ha sviluppato tutta l'ala di donna, ma non ha ancora sviluppato l'ala di re. Il nero deve ancora sviluppare l'ala di donna, ma ha già sviluppato l'ala di re. Poi potrà continuare a creare la pressione su C3 con donna F6 e con donna A5, prendendo di mira appunto questo punto. Probabilmente ora il bianco avrebbe dovuto provare a continuare lo sviluppo velocemente, no? Anche se non è facile, no? Donna A5, attaccando C3, nero potrà anche recuperare il pedone. Bianco gioca alfiere per B8, mossa che probabilmente non è la migliore. Probabilmente il bianco pensava che dopo alfiere per B8 sarebbe seguita torre per B8, dopodiché donna A4 guadagna un pezzo, no? Con l'attacco doppio, ma il nero è in mente altri piani. Il nero vuole sacrificare l'alfiere. Punto esclamativo, donna F6. Si minaccia il nero ha un pezzo in meno per ora, ma minaccia F2 e incrementa la minaccia su C3. Se ora il bianco gioca donna 4 per catturare l'alfiere, ora il nero avrebbe un attacco decisivo. L'attacco in inizio, il bianco ha preso 2 pezzi, il nero prende prima F1, poi prende la torre, il re bianco è allo scoperto ed è il nero che ora ha il bellissimo vantaggio della qualità. Il re bianco è allo scoperto, il cavallo è inchiodato, l'alfiere in B8 in presa, nero ha vantaggio decisivo,
sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista posizionale. Dopo donna F6, il bianco è tornato in G3 con l'alfiere. Si poteva giocare cavallo F3, allorché dopo cavallo F3 il nero avrebbe potuto per esempio prendere in C3, poi prendere in B8, con una certa iniziativa, no? Perché il nero potrà poi continuare con alfiere F5, arrocco, torre 8, i pedoni in C3 e in C5 sono comunque deboli imprese, quindi cadranno, no? Quindi il nero presto recupererà il materiale in meno con una buona posizione d'attacco. Il bianco ha preferito giocare alfiere G3 per rimanere con più materiale, ma ora, dopo cavallo per C3, nero recupera il cavallo, perché dopo B per C3 ci sarebbe sia dopo alfiere per C3 sia dopo donna per C3, ci sarebbe un attacco doppio su re torre, che comporterebbe il guadagno della torre da parte del nero, e quindi avendo già prima un cavallo in meno il guadagno della qualità, sarebbe un vantaggio di materiale sufficiente per vincere. Quindi cavallo per C3 recupera di fatto momentaneamente un pezzo. E ora il bianco continua con A3. Qual è l'idea del bianco? Continuare a inseguire i pezzi neri. Si vuole attaccare l'alfiere, quindi scoperte sono inesistenti, perché per esempio se si dà una scoperta attaccando i due, che prende solo un pedone, perché non si possono prendere pezzi di maggior valore, si elimina il pezzo che dà la scoperta, no? E quindi starebbe meglio il nero. Peccato che con i suoi pezzi starebbe meglio il bianco, no? Se il nero non facesse nulla di che. Peccato per Sokolov, che se il nero continua a usare gli stessi pezzi che sono in gioco, non ha sufficiente attacco, ma il nero può portare in attacco con tempo altri pezzi. Alfiere F5, punto esclamativo, l'alfiere dormiente si unisce alla festa, secondo appunto i principi dello sviluppo. La donna si sposta in D2, mettendosi pericolosamente sulla stessa diagonale del re. La mossa come donna B3 non era granché perché segue alfiere A5, ora il bianco non può continuare con B4, quindi non si può stoppare la diagonale di questo alfiere, quindi probabilmente le minacce, le possibili scoperte, no? Stavolta gratis, senza perdere materiale su questa diagonale, risulterebbero molto molto forti e fastidiose. Prima o poi il nero dovrebbe vincere per l'iniziativa. Ora il bianco ha giocato donna D2, mettendo appunto la donna su questa diagonale pericolosa, ma provando a guadagnare materiale. Poi alfiere A5, perché ancora una volta ora il bianco probabilmente avrebbe dovuto continuare lo sviluppo. Non è facile. Aronian avrebbe dovuto giocare a rocco lungo, punto esclamativo, con l'idea di giocare D4, prendo il gioco, e anche la torre in E8, no? Che arriva con effetti devastanti contro questo re, la del donna non ancora sviluppata. Questa probabilmente era la linea migliore per il bianco, ma è già molto difficile da sostenere. Il bianco gioca invece B4, provando ad attaccare tutti i pezzi neri, perché sembra che l'alfiere debba ritirarsi in una casella passiva, ma non è così. Il nero ora ha abbastanza pezzi sviluppati da creare un attacco irresistibile. Cavallo E4, punto esclamativo. Si attacca la donna e al contempo si attacca la torre. Donna C1, mossa unica. In caso di donna D1, la donna penetra in C3 vincendo. Il re bianco non si può salvare, l'interposizione della donna provoca il matto. Quindi il bianco continua con donna C1. Probabilmente il bianco pensava che le cose andassero ancora bene, perché se l'alfiere si sposta in D8, poi il bianco no, prova a completare lo sviluppo, E3, cavallo F3, alfiere 2 al rocco, ma no. Il nero porta altri pezzi in attacco. Torre C8, continuando, diciamo, ad accendere appunto la fiamma dell'attacco. L'incendio di Vampa, se altri pezzi si uniscono. Ora la minaccia è catturare in C5, per esempio se il bianco continua a svilupparsi, il nero cattura in C5 per via dell'inchiodatura del pedone, non si può catturare la torre, e il bianco sarebbe KO perché non può mantenere difesa la donna, la torre, mantenere difese le entrate, no? Qua adesso il bianco vincerebbe, su re D1 ci sono attacchi da matto, si può guadagnare la donna con scoperte, il nero vince, la posizione bianca crolla. Notare che catturare l'alfiere comporta la sconfitta, perché dopo torre per C5 si attacca la donna, la torre in presa, tutto in presa. Posizione bianca collassa, ancora attacchi da matto. Il bianco gioca torre A2 disperato per difendendosi con la torre, ma torre per C5, punto esclamativo, e ora torre C2 non avrebbe salvato, perché non avrebbe salvato? Che sarebbe vinto con torre per, donna per, e a questo punto donna A1, attaccando il re, che non ha caselle dove andare. Su donna D1, donna C3 e matto.
Quindi, dopo torre per C5, il bianco sposta la donna, il bianco prova a cambiare le donne, ma ahimè, partita è finita. Donna C6, 2 punti esclamativi. Si minaccia di dare matto in C1, no? Se il bianco si sviluppa, scacco e matto, notare che il cavallo controlla D2. E lo scacco in C1, oltre a dare matto, guadagnerebbe anche la donna. E si lascia in presa la torre in H8 con scacco. Il bianco può catturare la torre in H8 con scacco, ma dopo re D7 la partita è finita. Non si può parare il matto in C1. Incredibile. Per esempio su E3, torre C1, re 2, ora si può dare uno scacco al re, dopo F3, non so, donna C4, scacco matto, il re non può andare da nessuna parte. Incredibile, no? Bellissimo, anche su re D3, matto. Quindi se il bianco cattura la torre rimane senza difesa. Sokolov ha provato a dare scacco, ma dopo re D8, per una volta, non c'è nulla da fare. Donna B8, re D7 sarebbe l'ultimo scacco, non ci sono più scacchi, caselle dove dare scacco sono controllate, no? Bianco perderebbe la donna. Il Sokolov ha deciso di catturare, torre con scacco e dopo re D7. Ora si trova a dover abbandonare, non c'è nessun modo, ripeto, per parare il matto. Una partita incredibile, forse torre D2 allunga un po' la resistenza, ma la allunga di molto poco. Scacco, torre qui, donna C2, minacciando di prendere in D1 e dopo torre per C1, donna per C1, matto. Una partita favolosa dove appunto nella posizione finale, molto pittoresca, scacco, il nero sposta il re, le minacce sono imparabili, il bianco ha una bellissima torre in più, ma nessun pezzo del bianco gioca, molti pezzi del bianco non giocano, gli altri pezzi che giocano sono scordinati, ognuno fa le sue cose appunto senza essere in sincronia con il resto dello schieramento, mentre tutti i pezzi neri collaborano allo stesso scopo, la cattura del re nemico. Anche l'alfiere 5 è molto utile perché inchioda il pedone B. Una partita magnifica da parte di Aronian, davvero un'opera d'arte. Speriamo di vederne altre presto insieme. Ricordatevi sempre dello sviluppo, infine, morale della favola. Meglio non essere troppo ingordi. Alla prossima!